quest'anno abbiamo voluto riproporre questa manifestazione a cui io personalmente e tutto l'Automobile Club di Agrigento ci teniamo in maniera particolare, che è rivolta alle persone meno fortunate di noi, con disabilità o con svantaggi sociali. Io mi preme ringraziare il presidente di ACI Italia, l'ingegnere Angelo Sticchi Damiani, che ci supporta e ci stimola ad organizzare queste manifestazioni che all'occhio del profano potrebbero sembrare al di fuori delle mission dell'ACI, ma così non è. ACI soprattutto promuove la tutela dei diritti alla mobilità dei disabili, sia con campagne di sensibilizzazione nel rispetto delle regole per tutelare questi diritti, e soprattutto anche con i servizi istituzionali. Uno fra tutti, ACI mette a disposizione un servizio gratuito a domicilio per tutte quelle persone che non possono recarsi presso gli uffici dell'Automobile Club per espletare le pratiche automobilistiche, e questo direttamente presso il domicilio della persona diversamente abile. Mi preme ringraziare i piloti che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro macchine da corsa per rendere un sorriso a queste persone. Voglio ringraziare anche l'artista agrigentino Sergio Creminisi, il quale ha per l'occasione stilato una sua opera. Voglio ringraziare anche tutti gli sponsor. La manifestazione sta avendo un grande supporto da parte di sponsor. Quest'anno abbiamo la Sara Assicurazione, la compagnia assicuratrice Sara, e abbiamo anche come supporto la Sparco, che è un'azienda leader nel settore dell'abbigliamento tecnico sportivo, che opera a livello mondiale. Per intenderci, la tuta dei piloti di Formula 1 come quella del campione del mondo Max Verstappen è proprio una tuta Sparco. Questo che cosa significa? Che il mondo della mobilità e il mondo sportivo sono vicini e sensibili anche a queste tematiche. Nel mondo ci sono milioni di persone diversamente abili che ogni giorno combattono per avere una vita indipendente, e questo ci insegna come con forza e dignità si possono superare le difficoltà. Loro sono per noi una risorsa da cui dobbiamo imparare come si possono superare le difficoltà della vita. 5 ore in pista per la vita vuole lanciare un messaggio di valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione e di inclusione sociale, ma soprattutto vuole ricordare che ognuno di noi può fare qualcosa affinché nessuno rimanga indietro o rimanga escluso. Un evento veramente molto importante, che chiaramente si concentra sull'inclusione. Noi come Protezione Civile stiamo trattando l'argomento del primo soccorso, perché tutti devono conoscere quali sono le pratiche per dare un primo soccorso in occasione di un incidente o qualsiasi altro evento. Oggi siamo qua, come negli anni precedenti, a trascorrere una giornata insieme ai ragazzi che hanno dei problemi fisici, per fare soprattutto comprendere che la consapevolezza dei problemi che quotidianamente questi ragazzi incontrano, e quindi ognuno di noi, anche attraverso le istituzioni e la loro sensibilità, possiamo cercare di fare del nostro meglio e contribuire a rendere una vita un po' più dignitosa a chi è stato meno fortunato di noi. Ancora una volta la sinergia fra il Comitato e l'ACI di Agrigento funziona alla perfezione, un binomio di solidarietà e sport, ma soprattutto di regalare emozioni, di regalare un sorriso a ragazzi che se non con ACI non si potrebbero permettere questi momenti di gioia. 5 ore per la vita, ormai una manifestazione consolidata, che cresce ogni anno, che cresce in quantità, che cresce in qualità, in perfezione. C'è un'organizzazione impeccabile, e su questo faccio i complimenti ancora una volta al comitato dell'ACI di Agrigento. Veramente sono stati eccezionali, dal direttore al tutto il personale. Complimenti, e sempre a disposizione per questa sinergia tra sport e Automobile Club di Agrigento per le auto. Una lodevole iniziativa per la quale il Comune di Agrigento ringrazia il Presidente dell'ACI, l'Avvocato Bellanche, e la Dottoressa Danile, il suo Direttore. Sono queste cose che mettono alla ribalta veramente la città di Agrigento. Vorrei ringraziare
l'ACI in prima persona per quello che ha fatto, ma soprattutto le associazioni che hanno partecipato a questa meravigliosa e toccante manifestazione. Desidero ringraziare i piloti che hanno messo gratuitamente le loro vetture a disposizione e quello che hanno fatto. Dove c'è sport c'è cuore. Agrigento non può disconoscere una manifestazione del genere e la mia presenza qua dimostra l'attenzione di questa amministrazione, con in testa il sindaco Miccichè, verso questo tipo di iniziative. Benvengano, miglioriamole, aumentiamole, il Comune sarà sempre vicino a queste iniziative.